Cari telespettatori, ben ritrovati. Siamo supportati dallo SPCGL del Veneto e quest'oggi abbiamo veramente il grande piacere di avere qui con noi in studio Nicoletta Biancardi, che è la segretaria generale di SPCGL Regionale Veneto. Ben arrivata, segretaria. Grazie. E siamo collegati con Rovigo, innanzitutto, con Luciano Milan, segretario generale SPCGL di Rovigo. Ben arrivato anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, il tema è particolarmente interessante e diciamo che non l'abbiamo quasi affrontato mai, segretaria, perché andiamo a sviluppare le problematiche delle aree interne e adesso capirete di che cosa si tratta. Sono situazioni estremamente delicate, se ne è interessato anche il governo, ma vediamo come, in che termini. Sono aree che possono anche soffrire di determinate situazioni. Noi più volte abbiamo analizzato il problema, la dinamica che devono affrontare, ma non per area, per territorio. Come mai avete puntato l'attenzione sul discorso delle aree interne? Bene, intanto buongiorno a lei e buongiorno a tutti coloro che ci seguono da casa. Devo dire che quello delle aree interne è un tema, non solo aree interne, diciamo anche comuni minori, centri minori, molto sentito dallo SPCGL, non solo diciamo in questo momento, in questo anno che è andato un po' anche alla ribalta diciamo delle cronache, ma noi lo seguiamo da diversi anni. Perché noi siamo presenti praticamente in tutti i comuni del Veneto con delle nostre sedi, ma anche dove non siamo con le nostre sedi abbiamo delle permanenze settimanali e quindi vediamo le situazioni che vivono diciamo, le popolazioni, i cittadini e le cittadine di questi piccoli comuni. Ecco, è importante sapere, capire, far capire alle persone che le aree interne sono zone per così dire svantaggiate, non solo dal punto di vista geografico, ma anche economico e sociale. Quali sarebbero queste aree interne, in modo che chi ci ascolta allora, le aree interne noi le possiamo dividere diciamo, in due filoni. Le aree interne, quelle diciamo col bollino proprio delle aree interne, che sono chiamate aree interne SNAI, dove c'è una strategia nazionale, quindi possiamo andare a pescare dei fondi nazionali, regionali e anche europei, per poter aiutare queste aree a venire fuori dal loro svantaggio, che è uno svantaggio, come dicevamo, di più generi, e soprattutto perché queste diciamo, aree interne non hanno e quindi sono molto lontane dai servizi essenziali che riguardano principalmente la salute, quindi la sanità, l'istruzione e la mobilità. Quindi pensiamo ad esempio, per fare esempi concreti, alle scuole superiori, quindi ragazzi e ragazze che si devono spostare magari con i mezzi pubblici per andare a scuola, quindi per andare a frequentare una scuola superiore, piuttosto di non aver vicino magari una ferrovia e quindi potersi spostare, ma anche presidi ospedalieri oppure dei servizi sociosanitari. Quindi non riguarda solo gli anziani, ma un po' tutta la popolazione che converge in questi, sono microcomuni, sono delle comuni frazioni. Molto piccoli, comuni esatto. molto piccoli, e non c'è solo la distanza chilometrica, diciamo questi servizi essenziali che per vivere sono importanti, ma significa che in quel luogo, in quel comune, c'è un invecchiamento ancora più diciamo cogente rispetto ad altri territori, e quindi invecchiamento della popolazione, ma c'è uno spopolamento e una denatalità. Spopolamento perché i ragazzi e le ragazze magari che frequentano l'università si spostano e non ritornano più magari al proprio paese, oppure persone che hanno bisogno giustamente di lavorare e non avendo servizi essenziali in quei comuni sono costrette diciamo a spostarsi nei centri urbani. Quindi questo fa sì che diciamo, questi centri si spopolino e quindi muoiano sostanzialmente, e anche con loro muore l'economia. Dicevo perché quest'estate soprattutto queste aree interne sono ritornate alla ribalta diciamo, delle cronache anche nazionali, perché il governo appunto con l'ultima strategia ha dichiarato che bisogna accompagnare questi luoghi, quindi le aree interne, verso diciamo, lo spopolamento, che è diciamo, un fattore al quale non si può far nulla. Rispetto a questo invece una lettera appello di 139 tra vescovi e cardinali hanno scritto invece al governo dicendo prima di
così rendere, no, il tutto così, esatto, ineluttabile, perché invece non proviamo a metterci insieme e a invece valorizzare questi territori e a provare invece a farli rinascere. Qualcuno diceva anche proviamo ad attivare la restanza, tra virgolette. Cosa vuol dire? A restare in quei territori, abitare in quei territori, sviluppando anche un'economia diversa, perché spesso questi territori hanno grandissime potenzialità, soprattutto dal punto di vista agricolo, dal punto di vista ambientale, quindi si può anche sviluppare un turismo, diciamo, lento, diverso, legato anche alla cultura, alle tradizioni, ma spesso anche alla storia e memoria, perché insomma sono luoghi, ecco, pieni anche di storia e memoria. Quindi noi come SPI da tempo ci occupiamo di questo attraverso la contrattazione sociale negoziale, dove andiamo a trattare tutti questi temi, no? Dal welfare, dalla salute, dalla mobilità e dall'istruzione. Ecco, bisogna ricordare che in Veneto ci sono 6 aree, diciamo, SNAI, quelle bollinate, diciamo, dalla strategia nazionale. 4 si trovano in provincia di Belluno, una in provincia di Vicenza e una in provincia di Rovigo. Queste, diciamo, come vediamo dalla slide, queste 6 aree interne comprendono 52 comuni, che sono praticamente il 10% del totale dei comuni del Veneto, sapendo che queste sono le aree SNAI, per così dire, bollinate, ma più della metà dei comuni del Veneto sono al di sotto dei 5.000 abitanti. Questo sta a significare che la metà del Veneto è un'area interna, perché le problematiche delle aree interne SNAI con i piccoli comuni sono le stesse. Da qui noi nelle piattaforme negoziali puntiamo molto sul fatto delle fusioni tra i comuni. Un tema molto complicato, non solo da far comprendere, diciamo, agli amministratori, ma anche ai cittadini, e devo dire che ci sono stati, ad esempio in 2 territori, penso la provincia di Belluno e Padova, delle esperienze positive sulle fusioni, circa una ventina, mentre proprio nella provincia di Rovigo abbiamo, per così dire, fallito i tentativi di fusioni tra i comuni. Questo è importante, soprattutto la strategia nazionale SNAI ci aiuta rispetto anche al discorso delle fusioni, perché per poter accedere ai fondi i comuni devono lavorare insieme, e quindi anche questo è, non voglio dire il banco di prova, per poi pian pianino, una volta, diciamo, partecipato ai bandi, la progettazione eccetera, lavorando insieme si arriva anche poi in maniera più naturale a poter fare anche eventualmente le fusioni tra i comuni. Ecco. Come informazione rispetto alle aree SNAI è giusto dire che queste aree interne sono nate nel 2013 e fine del 2013 grazie, diciamo, all'intuizione, anche alla sensibilità dell'allora Ministro della Coesione Territoriale Fabrizio Barca, che aveva visto che in questi territori non solo c'era lo spopolamento, l'invecchiamento, ma soprattutto c'era una diseguaglianza territoriale molto molto marcata rispetto ai centri urbani, e quindi quelle popolazioni soffrivano la mancanza appunto dei servizi essenziali, ma anche di sviluppo locale. Quindi grazie, diciamo, a quel percorso oggi stiamo diciamo, programmando la seconda parte, diciamo, della programmazione dei fondi SNAI. I primi sono stati 2014-2020 e adesso abbiamo 2021 e 2027. Ecco perché fondamentalmente la cosa importante è che con questi finanziamenti si dà un po' sollievo a queste zone. Messaggio: mi fa sempre piacere vedere gli interventi dei pensionati CGIL, soprattutto per il loro interessamento verso tutti, come queste aree interne, bravi. E quindi chi è coinvolto senza dubbio ecco, e qui ritorno proprio sul fatto di essere presenti nel territorio. Questo è molto importante. Lo SPI è sempre stato, diciamo, vicino alle persone nei territori anche piccoli, appunto nelle aree interne, al di là che siano SNAI o meno, e lì noi vediamo oggi, e tante battaglie stiamo facendo, abbiamo fatto e faremo, rispetto invece a chi chiude diciamo dei servizi essenziali. Pensiamo agli uffici postali, pensiamo anche alle banche, spesso purtroppo anche, diciamo, i negozi banalmente di alimentari, che
non non è è tanto tanto banale, banale. no, infatti. Piuttosto che mi viene in mente le farmacie, sono tutti presidi essenziali, importanti per la cittadinanza, per i cittadini e le cittadine di quei luoghi. Quindi a volte, ecco, noi registriamo purtroppo questo allontanamento e il fatto di chiudere questi presidi per andare poi dove ci sono invece presidi popolati, come può essere un centro urbano o le zone limitrofe. Infatti, ma cioè, allora, queste zone qui, se ve le leggo perché sono già comparse e messe in onda, ma per chi magari non ha avuto modo di mettere a fuoco, è l'Unione Montana dei 7 comuni e Sì. questa c'è anche una vocazione turistica molto Certo. tradizionale, bellissima. Comelico, idem, vocazione Sì. turistica e non Sì. solo. Alpago e Zoldo, ci sarebbero Sì. anche delle industrie produttive, però comunque Cadore, anche qui vocazione turistica, come anche la zona a Gordina. Delta del Po, cioè alcune zone sì, altre no, si stanno Sì. sviluppando in certi stagionalmente, Però, ecco, però anche questo è interessante. Esatto, sono molto interessanti perché 5 diciamo hanno la montagna come Sì, come fattor comune. Quella di Rovigo ha, al di là della pianura, vediamo il delta del Po e il mare, quindi che però non è brutta come zona, esatto, attenzione, tutte e 6 perché avrebbero una vocazione turistica, sì, certo con un turismo molto diverso. Quindi il turismo si può sviluppare, ma qui avremo anche, diciamo, la parte che riguarda l'agricoltura, quindi anche sì, i prodotti tipici. assolutamente sì. Come anche il pezzo, diciamo, ricordiamolo, della storia della memoria che, legato, diciamo, a un turismo diverso, lento, può essere sviluppato anche con delle cooperative sociali o di comunità che si possono nascere in questi territori. Quindi è importante perché le persone possono trovare anche un'occupazione e quindi ci può essere anche uno sviluppo diverso di quel territorio che non è il classico sviluppo economico che noi troviamo. A favore di queste zone, cioè, valutando i pro e i contro, c'è da un lato che magari il costo di una locazione, di un acquisto di una casa, eccetera, e anche gli spazi per potersi, Certo. ci sono, esistono e sono accettabili, accessibili rispetto ad altre realtà. E poi queste attività, quindi questi finanziamenti dovrebbero favorire queste attività. Il contro è quello che diceva lei, però è un contro che deve far riflettere, cioè una persona più fragile, anziana o chi vuole avere dei bambini cerca la vicinanza a una struttura ospedaliera, c'è poco da fare, o comunque un presidio sanitario. Se mancano i medici di medicina generale nei grandi comuni ed è veramente si va a coltelli per cercare di accaparrarsi un medico che possa essere giudicato, insomma capace, immaginiamoci in queste realtà. E il medico è una persona che a sua volta ha una famiglia che ha bisogno di servizi e poi le alimentari, farmacia e alimentari, sono due cose, quindi sanità con la farmacia vicino e l'alimentari dove poter fare approvvigionamento, perché l'anziano non può necessariamente far chilometri in macchina, non tutti hanno la possibilità di farlo, anche perché molte sono case di vedove che non hanno la patente, che si fa. Questo è un problema. A meno che non si strutturino con questi finanziamenti, quale faccio la domanda se sono sufficienti o no, dei mezzi, dei trasporti pubblici efficienti, perché quello dei trasporti pubblici è l'altro nodo cruciale. Assolutamente. Allora qui deve intervenire in questo caso da una parte la contrattazione che facciamo noi sociale territoriale, diciamo con i comuni e anche con le amministrazioni, ma anche con la regione, perché tante volte i comuni ce lo dicono proprio in queste occasioni, non riescono per più motivi, ma banalmente per il fatto di non avere a sufficienza personale che può essere intanto preparato, perché per rispondere a questi bandi e concorrere diciamo, per questi finanziamenti bisogna prepararsi, bisogna conoscere le normative, ma bisogna avere anche del personale a disposizione e quindi più personale che possa diciamo, rispondere diciamo, a questi bandi e dall'altra parte poi poterli anche seguire, quindi c'è già una prima diciamo, criticità rispetto all'accesso. Poi il fatto anche di lavorare insieme, perché nelle aree interne c'è per così dire un momento in cui questa progettazione viene fatta nell'ambito appunto dell'area e di portarla avanti con la progettazione, con la coprogettazione, con la programmazione, ma servono anche diciamo, tavoli di confronto con tutti i soggetti
sono importanti coinvolti. che possono essere sicuramente le amministrazioni, le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, ma anche il terzo settore, ma anche i cittadini e le cittadine, perché noi dobbiamo fare la mappatura dei bisogni per poi poter rispondere e anche poter utilizzare, diciamo, questi fondi al meglio. Quindi essere attivi, cittadini attivi, questa è l'altra cosa molto Assolutamente. importante. Allora, ricordandovi le sedi SPCGL che potete contattare, lo ripetiamo sempre, presenti su tutto il territorio, anche in queste aree, tra virgolette interne, un po' più fragili e tutto. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ci torniamo insieme e ci colleghiamo anche con Rovigo per vedere un po' quale criticità eventualmente sta vivendo o quali sono le cose che devono essere fatte. A tra poco.